Ciao tifosi partenopei! Oggi vi portiamo aggiornamenti cruciali su alcuni dei temi più caldi del momento. Partiamo dall'infortunio di MC Tominay. Aggiornamenti dell'ultimo minuto, dettagli sull'andamento del recupero. Giocherà contro la Roma, ma non è tutto. Le ultime novità riguardano anche Romelu Lukaku. Cosa è successo? Inoltre, non potete perdervi le dichiarazioni rivelatrici di Giovanni Manna, che ha svelato importanti retroscena. Osimhen voleva andare via, la verità su Kvara. Lukaku non si discute, guarda tutto questo e molto altro adesso. Hai già controllato se voi siete iscritti al nostro canale? Qui vi teniamo informati su tutto ciò che accade nel mondo napoletano. Aiutateci a raggiungere il traguardo dei 10.000 iscritti. Grazie tifosi azzurri. In queste ultime ore sono arrivate delle importantissime notizie che riguardano un big del Napoli, MC Tominay. Il Napoli, dopo la sosta di metà novembre, cercherà di difendere il proprio primato domenica prossima contro la Roma. Al Maradona, infatti, verrà la squadra guidata da Claudio Ranieri, che da circa una settimana ha sostituito Ivan Juric sulla panchina giallorossa. Proprio quest'ultimo motivo, la gara contro la Roma porta con sé altre difficoltà per il Napoli di Antonio Conte. Tuttavia, proprio in questi ultimissimi minuti, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento per la squadra agli ordini del tecnico pugliese. Le condizioni di MC Tominay, le ultime sullo scozzese. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport Italia, infatti, per Scott MC Tominay non dovrebbe essere nulla di grave. Il centrocampista, uscito in maniera anticipata dal match di ieri tra la sua Scozia e la Polonia, ci sarà nel match di domenica contro la Roma di Ranieri. Il problema alla caviglia sorto ieri sera, dunque, non è così grave da far saltare allo scozzese la partita contro la squadra giallorossa. Lo stesso staff sanitario del Napoli ha già tranquillato Conte sulle condizioni di MC Tominay. Ma le novità non finiscono qui, perché a preoccupare il Napoli non sono solo le condizioni di Scott MC Tominay, ma arrivano novità anche per Lukaku. In queste ore, le condizioni dei due calciatori, non al meglio, al rientro a Castelvolturno, sono state particolarmente tenute sott'occhio da parte dello staff di Antonio Conte, che nelle scorse ore attende il ritorno dei restanti nazionali. Dopo le novità arrivate in merito allo scozzese, qui le ultime novità. In questi minuti arrivano novità circa le condizioni anche di Lukaku. Stando a quanto si apprende dal giornalista Ciro Troise, il belga ha lavorato tranquillamente con il resto della squadra. Un'ottima notizia per Antonio Conte, che potrà contare sul suo centravanti titolare per il big match dello Stadio Diego Armando Maradona, in programma per domenica prossima, contro la nuova Roma di Claudio Ranieri. Match, il medesimo, che può dare sicuramente ulteriori indicazioni in merito alle speranze tricolori della squadra azzurra, dopo un ciclo di grandi sfide che ha messo a dura prova la squadra napoletana. Lukaku oggi ha lavorato regolarmente in gruppo. MC Tominay è uscito solo per precauzione avendo avvertito un problema alla pianta del piede sinistro. Non dovrebbero esserci problemi per Napoli-Roma. Conferme che faranno ovviamente piacere ad Antonio Conte, oltre che a tutti i tifosi. Nei prossimi giorni continuerà il lavoro a Castelvolturno per presentarsi nel migliore dei modi a una sfida che, in riva al Golfo Partenopeo, non è mai banale, considerando quella che è la storia del testa a testa tra le due compagini in questione. Ora, la speranza è che il resto dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali ritorni in buone condizioni, per fare in modo che il Napoli si presenti alla sfida del Maradona contro i giallorossi senza particolari problemi legati all'infermeria. Non un dettaglio secondario, considerando gli allarmi scattati in queste ore su MC Tominay e Lukaku, poi fortunatamente rientrati. E adesso si parlerà di quanto detto da Manna poche ore fa, rivelazioni importanti, clamorose. Le dichiarazioni di Giovanni Manna al Social Football Summit 2024 sono chiarissime. Guardate cosa ha detto. Tra i numerosi ospiti nella giornata di martedì 19 novembre è intervenuto anche il direttore sportivo della SSC Napoli. Abbiamo separato le importantissime dichiarazioni di Manna, cominciando da queste. È importante rimanere concentrati sul presente, affrontando con lucidità sia i momenti positivi che quelli difficili. La città sta offrendo molto, sorprendentemente accogliente, e la gente ti chiede sempre di più. Nonostante le difficoltà dell'anno scorso, la squadra è rimasta positiva. L'aspettativa è alta, soprattutto dopo la vittoria del campionato 2 anni fa, ma l'obiettivo ora è concentrarsi sul percorso attuale senza guardare troppo lontano. Su Conte e Aurelio De Laurentiis, la mia esperienza è molto positiva. De Laurentiis ha una grande personalità e, nonostante le preoccupazioni iniziali, sono soddisfatto perché ci ha lasciato lavorare. La scelta dell'allenatore è stata cruciale, soprattutto a 36 anni, e posso dire senza vergogna che è stato scelto anche per tutelarmi.
Quindi, sul calciomercato e su Osimhen, noi avevamo il diktat di fare il mercato con l'uscita di Victor perché Victor voleva andare via. Questo è risaputo e non dico nulla di nuovo. Poi non abbiamo ceduto Victor, ma per quanto aveva lavorato bene il Napoli negli anni precedenti, siamo riusciti a fare comunque mercato. Sul rinnovo di Kvaratskhelia, noi vogliamo premiare il suo percorso nel Napoli. Lui comunque ha altri 2 anni con noi. Dobbiamo trovare l'accordo su ogni punto. Ne abbiamo già parlato e se non si sbloccherà ne riparleremo a fine stagione. Siamo d'accordo con il calciatore di non distrarci dal campo. Sul mercato di gennaio, stiamo sempre attenti per migliorare la rosa attuale. Coglieremo se ci dovessero essere le occasioni giuste. Va detto che comunque abbiamo investito molto. Le cose vanno fatte con un senso logico. Poi su Lukaku. È un giocatore che sposta nel mercato italiano. Ogni settimana c'è una polemica. Ha fatto 4 gol e 4 assist e ha un atteggiamento propositivo. Certo, nella testa dei tifosi c'è Victor Osimhen che ha dominato da solo il campionato e sono 2 cose diverse. Lukaku non si può discutere. Ha fatto 300 gol in carriera. Condividi la tua opinione con noi. Grazie per l'attenzione e presto con maggiori informazioni su tutto ciò che accade al Napoli. Forza Napoli sempre!